Buonasera, allora grazie. Siamo all'ultimo giorno per ora di Notte dei Lettori, nel senso... Come? No. Siamo all'ultimo giorno di questa edizione, anche se c'è un proseguo, una coda nella prossima settimana. In questi giorni, tra l'anteprima e tra la Notte dei Lettori vera e propria, ci siamo, credo, arricchiti, appassionati, incuriositi. Abbiamo inaugurato una postazione di book crossing in Baldasseria Bassa, in un quartiere della città, con una festa con gli studenti, con le scuole. Abbiamo viaggiato nei Balcani, tra le città del mondo. Abbiamo viaggiato tra i fiumi della nostra regione. Abbiamo parlato di inclusione. Abbiamo fatto parlare le comunità della nostra città. Insomma, questo è veramente stato un viaggio, credo, appassionante e portiamo, credo, tutti a casa qualcosa di più. C'è il potere, insomma, della letteratura, della cultura, se non calata dall'alto, ma fatta emergere dal basso, è questo, di rappresentare, ecco, una comunità che appunto si tiene insieme, che include, si relaziona e si arricchisce. Siamo appunto nell'ultima giornata di questa edizione, ma il nostro viaggio proseguirà anche nel 2025, nel 2026, nei prossimi anni, e io ci tengo, a nome del Comune, a fare una serie di ringraziamenti. Ecco, voglio ringraziare tutte le realtà che hanno partecipato insieme a noi. Non vedo lì del banco della libreria c'è le vedete, sono tutte le associazioni che hanno fatto rete insieme a noi. Grazie davvero, grazie alle nostre librerie, che sono uno dei grandi cuori pulsanti di questa manifestazione. Voglio ringraziare la nostra biblioteca. Qui c'è Cristina Marsili, a nome di tutti però, tutti i lavoratori e lavoratrici, grazie davvero. Sì, lei accennava un applauso, ma noi siamo molto orgogliosi della IOPI e della rete anche che la IOPI ha creato con altri 28 comuni nel nostro Friuli. Voglio ringraziare la nostra Martina Del Piccolo, grazie per la sua paziente cura, per il suo lavoro di intelaiatura. Ecco, è preziosa non solo per noi, ma per tutti i luoghi e le comunità con cui lei si relaziona. Ecco, le lascio allora il palco e ci sarà un ultimo appuntamento, un concerto per la pace a Morpurgo, ma appunto ci tenevo qui in loggia, dove è iniziato il 6 giugno, ecco, a rivolgere queste parole, perché come immaginate dietro, insomma, un programma c'è un lavoro di tante e tanti che va giustamente riconosciuto. Grazie anche a voi, perché ovviamente i lettori sono l'azionista, diciamo, di riferimento di questa manifestazione, che ha un carattere tutto particolare che noi vogliamo continuare a conservare e a curare. Grazie davvero. Grazie Assessore. Grazie all'Assessore Federico Pirone per la fiducia e per come ci ha guidato con le sollecitazioni nel percorso di questa Notte dei Lettori, 11ª edizione. Ci siamo partiti da lontano. Chi ci ha seguito fin dall'inizio, 20 aprile, 30 comuni, un centinaio di incontri di anteprima, seguendo, come ricordava l'assessore, proprio il filo del viaggio, il tema del viaggio, e poi siamo approdati
finalmente qui a Udine e siamo arrivati all'ultima giornata, ma si fa per dire, perché le notti, ormai l'avete capito, sconfinano, le notti dei lettori non è una ma sono tante. Nel libretto trovate anche un programma che ha corollario del festival, per cui qualcosa continua. Prima di iniziare, io però gliela faccio la sorpresa. Cristina Marsilli, e poi chiamiamo anche le libraie. Dove sono? Venite, Laura e Maria. E faccio così perché il ruolo di direttrice artistica, io lo dico e lo ripeto, è inclusivo di tutto. Ci sono loro questa sera qui. Molto, sì. Allora Laura e Maria, Libreria Giunti e Libreria Mondolibri, ma ce ne sono 8 di librerie, ci sono tante associazioni e ci sono tanti gruppi di lettura, e c'è la Biblioteca Ioppi, che è il centro organizzativo logistico della Notte dei Lettori e di quel sistema bibliotecario. Sai Cristina che io lo chiamo quando vado in giro giocattolo, ormai lo sanno tutti, perché ha la potenzialità di un bel gioco che è messo appunto in rete. Tutte queste biblioteche creano tante belle occasioni di incontro. Sì. Così è. No, allora l'unica cosa che volevo aggiungere è questa, che questo è una sintesi di tutta una serie di attività. Questi 4 giorni sono stati intensissimi, e per noi che abbiamo poi anche una biblioteca, devo dire che alla fine di questo noi ritorniamo a fare i bibliotecari, ritorniamo a fare quelli che sono i nostri servizi, i servizi al pubblico, ma questo momento conclusivo, diciamo, in queste 4 giornate, in realtà è il frutto di tutta una serie di servizi, di lavori, di relazioni, di rete che vengono realizzate nel corso di tutto l'anno, con le associazioni, con le scuole. Non so se avete visto in questi giorni le nostre bussole, che ringraziamo, fra l'altro adesso ormai hanno concluso scuola e hanno passato gli ultimi giorni veramente qua con noi, non le abbiamo fatte riposare neanche stamattina, ma è frutto proprio di questo lavoro di relazione che trova qui la sintesi. Come diceva prima l'assessore, i lettori sono in qualche modo gli azionisti di maggioranza, ma questi lettori vengono coltivati, diciamo così, nel corso di tutto l'anno per arrivare poi a questa giornata. Quindi noi quelli che dobbiamo ringraziare siete voi, che siete sempre presenti alle nostre iniziative, alle nostre attività, e che appunto anche ci aiutate a migliorare sempre di più quelli che sono i servizi per la città. Grazie a tutti. Allora, tema del viaggio, abbiamo detto, non poteva mancare un libro che ha per titolo Il cuore è uno zingaro, perché se il cuore è uno zingaro e il cuore è uno zingaro che va, paese non ha. Il cuore è uno zingaro che va e va e va, non poteva mancare alla Notte dei Lettori 11ª edizione. Prima di chiamare lui, però chiamo il mio compagno di viaggio di questa bella chiacchierata, Oscar D'Agostino, che è responsabile della sezione cultura del Messaggero Veneto e dell'inserto Messaggero Veneto Scuola. Grazie di essere qui, ringraziamo anche la stampa per tutto il lavoro di comunicazione che fa per il festival La Notte dei Lettori, e ci siamo, eccolo, conduttore radiofonico, scrittore, non ha bisogno di presentazioni, Luca Bianchini, alla Notte dei Lettori, e vai! Ciao. Che poi è un piacere averlo, perché io posso dire, l'ho conosciuto un paio d'anni fa presentando il suo libro, e poi ho capito, anche in questa avventura in cui ti ho coinvolto, che è una persona generosissima, che proprio si dà al pubblico e si dà agli altri, e a noi di questo festival piace questo, piacciono le persone così. Funziona, sì. Ma io sono abituato a stare in piedi, se volete mi siedo però. No, voi potete stare oppure chi parla sta in piedi, funziona. E chi risponde sta... Cioè dobbiamo fare così tutto il tempo? Lo facciamo a ritmo di musica. A me, guarda, piacerebbe tantissimo. Fa molto scuola. Vabbè. No, più che altro perché se mi siedo c'è la colonna che impalla la signora, poverina, che è in prima fila. E non siamo riusciti a spostare le colonne. Non è che possiamo spostare le colonne
Luca però, potevi aiutarci. No, ragazzi, io sono un po' emozionato perché questo posto è troppo bello. Vedi, tu Per cui- mi chiedeva, e se piove, come facciamo se piove? No, ti prego, non parliamo del meteo, perché è un attimo. E io gli ho mandato le foto Vi prego, e gli ho detto, se piove non c'è Non problema. guardare il cielo dietro. No, ma infatti È stiamo nero. tranquilli. Evitiamo di parlarne, evitiamo di guardare le previsioni, tanto... Buonasera. Buonasera. Tutto bene? Sì. Cioè voi avete resistito tutti gli incontri fino al mio, no? O avete Sì. scelto? Sono qua da 4 giorni. Ah, siete qua, poverini. Dal 6 Io ho dal solo 6 delle giugno. calamite e 6 dell'acqua. Cediamo l'acqua e anche delle poltroncine. Va bene, Ma scusate. tu sei bravissimo in cucina, io lo so. In cucina? Sì, Sì, ma anche. c'è la cucina anche qua. Dopo? Certo, sì, sì. qua dietro. Veloce. C'è la cucina veloce, sì. Sì, come qua, nord-est è tutto così. Ma lui bravo. lavora in cucina anche. Ah, infatti scrive in Sì, cucina. Scrive in vedi? cucina. E La cucina è il tuo ambiente preferito della casa. Sì, no, è vero. È vero perché la cucina, vabbè, e nasce dal fatto che la cucina nella casa dove ho vissuto, secondo me nasce dal fatto che io sono nato e vissuto per 30 anni in una casa che non aveva la cucina ma il cucinino. Ah, ecco. Che era Intimo. Ma intimo no, cioè si cucinava ma non si viveva perché nelle certe case degli anni 70 c'era il tinello, almeno in quelle in cui sono vissuto io. E la cucina per un po' è stata un po' dimenticata, poi è diventata una stanza protagonista, parlo dei nuovi edifici. E quindi quando poi ho traslocato a 30 anni, sono andata a vivere in una casa che non aveva molte stanze, aveva 3 stanze e la più luminosa era la cucina, aveva un tavolo in cui ho scritto molti libri, cioè fino a pochi mesi fa. E quando ho deciso di cambiare casa perché volevo, so che vi interessa, cioè poi uno dice ma per questi che gliene frega, però in genere interessano questi discorsi Ma un po' sono così. venuti per questo. Perché alla fine cioè, si possono solo raccontare in retroscena dei libri, soprattutto se hanno anche una trama gialla. Io credo fondamentalmente che i libri si possano solo leggere. Quindi se volete poi vi leggerò qualcosa così capite cos'è. Come le canzoni le puoi ascoltare, tu le puoi Io raccontare. te l'avevo detto, Oscar, molto che non bene. parleremo del libro. Ok? No, ma va finisco. bene, va bene. Tu mi hai fatto la domanda sulla cucina. No, ma scherzo. E la nuova casa in cui sono andato, che ha un bellissimo affaccio, c'è la stanza sull'affaccio, secondo me, l'unica... Cioè la migliore era la cucina, quindi me ne sono fregato, non ci ho fatto il salotto ma ci ho fatto la cucina dove c'è lo stesso tavolo, no un altro tavolo ma che assomiglia un po' all'altro, l'altro era un po' meglio. Questo è più bello ma è un po' più scomodo, però Il tavolo. ci si abitua, sì, io devo mettere, vabbè. In un romanzo Comunque ce la infatti faccio. fai dire a un personaggio che se vedi la cucina capisci la persona che la abita, che la vive. È no? Mi vero. fa- Sì, È la ma personalità. io molte frasi così le dico, ma non è che poi, perché mi piace qui come ci siamo noi. suonano. Ah, ecco. Cioè, io dico, per capire le persone devi vedere o come hanno la macchina o come hanno la cucina o il frigo. Ma c'è gente che ha dei frighi bellissimi ed è completamente inutile alla società, no? Anche tutti ben riposti e gente più disordinata che invece È un po' con come cui la ci andrei storia a dei cena. pettegolezzi, no? Che ce ne sono tanti di personaggi che raccontano un sacco di pettegolezzi. È una tua maniera magari di dire anche le cose, farle dire a qualcun altro? Sì, un Non po' stiamo perché... parlando proprio del libro, parliamo ma adesso ci parliamo- arriviamo. sì. Beh, questo è un modo comunque di parlare del libro, comunque di Sì. parlare, di conoscere chi scrive, no? Queste sono anche occasioni. Io vi dico anche perché parlo così. Quando vado alle presentazioni dei libri, se si sta troppo sul libro, un pochino mi annoio, quindi inizio a guardare il telefono. Eh sì, cioè o veramente c'hai proprio il grande autore che ti seduce, ma anche lì se sei tutto sulla trama, il personaggio, alla fine uno dice vabbè ma lo so, non lo leggo neanche. Invece se tu conosci dei retroscena sul modo di scrittura, sul modo di pensare, di vedere la vita, poi magari leggendo dici vedi che diceva quella cosa e la ritrovi. Ho visto una tua intervista fatta da Marzullo che era esilerante, veramente, che ti faceva delle domande veramente particolari e ti ho visto molto divertito in quell'intervista. Eh sì, perché io sono purtroppo, anche per quello sono contento, perché in genere ormai faccio molte presentazioni dei libri perché Una al giorno qua. in questo periodo un po' sì, ma perché ci stiamo un po' disabituando alla lettura e quindi bisogna un po' Tenersi in imboccare i lettori, no? Sei al festival giusto? infatti è la notte, quindi dei prosegue, no, lettori? questo è l'ultimo incontro, quindi è proprio Sì. una notte. Sì, abbiamo solo perché poi c'era il un cielo concerto. grigio. No, però è bello così. E quindi faccio...
e tendono a farmi un po' sempre le stesse domande. Invece quando si può un po' spaziare, Ecco, anche per me è ad bello. esempio, tu scrivi di giorno o di notte, visto il titolo del festival? No, io Risponderai che scrivi? No, io devo aver dormito, che è un po' diverso, nel senso il mio è un lavoro anche fisico, è uno di quei lavori in cui non è come quando io ho anche fatto dei lavori da dipendente, facevo il pubblicitario e tu hai sonno e vai e lavori, ma se tu hai sonno e devi fare una cosa creativa, cioè non riesci, cioè per cui devi un po' dormire. Poi magari ci sono delle volte quando devi consegnare, devi fare le riletture, allora lì anche se hai sonno tieni duro, ma vai di adrenalina, altrimenti devo aver dormito. E in genere questa è la routine. Io tendo ormai con l'età a alzarmi abbastanza presto, sempre prima, mi sveglio senza sveglia, tipo... Sai quelle cose tipo alle 7:15, voi avete già fatto 1000 cose, lo so, però io no. Per 7:15 poi cerco di dormire ancora un po', perché lavoro a casa, quindi ammortizzo tutto quello. Poi faccio un po' di esercizi fisici, poi mi doccio, poi faccio colazione. E poi inizio, e sono tipo già le 9:40. Però dico, hai tutta la giornata davanti. Io scrivo un capitolo al giorno, in base alle ore che ho. Se ho tutta la giornata... No? Come metti le 9:40, inizio a scrivere, che ne so, capitolo 12. Ah, mi faccio una tisana e mi alzo. Sì, perché il 12 richiama la tisana. Oppure scrivo una frase, poi dico, ma cos'è che avevo scritto gli altri capitoli? Me li vado a rivedere, così cos'ha, mi metto la gamba e trovo la gamba, e metti la gamba, il poggiapiedi, ragazzi, è l'età. Prima ero così, E quindi tutto così, e poi dico, ma quello, c'è quella cosa, insomma, a un certo punto dico, vabbè, facciamo qualcosa per pranzo, e avrò scritto 5 righe. Poi riprendo, poi magari mi viene l'abbiocco, dormo mezz'oretta, ma non prevista. Cioè io mi addormento come i bambini, improvvisamente. Sul piatto. Sì, anche oggi qua. Poi posta, sai, lui mette il post Comunque, delle padelle. Se alle 4:30 mi rendo conto che non ho ancora, sono a pagina 12 righe, di colpo trovo mi inizio a dire sei un cretino e non dico l'alternativa perché ne dico un'altra e alle 6:30 ho finito. Tu sai Quando fare vedo... tu. Io tu solo fare benissimo. Oppure se invece ho poco tempo, che ne so, devo partire all'1 e alle 9:40 faccio tutto, alle 9:40 comincio, piccola distrazione e poi mi dico stai qui. Quindi sono un po' infantile in questo, cioè in base al tempo che ho lo uso, lo spreco, quindi evito di guardare troppo il telefono, cioè quando ho poco tempo lo uso, come tutti, ma Ha un po' come tutti. Ha detto tempo. Ma il tuo editore è contento di questi tempi? Che ne sa, l'editore lo sa sa, quando gli viene, giusto. mica lo sa come mi gestisco. Infatti. È contento se il libro è bello. In questo Ha detto caso tempo, sì. Ha io detto adesso tempo. cerco di fregarlo perché Ah, sì, altrimenti tempo. non arriviamo lì. Tempo. Tempo. Sì, è un viaggio nel tempo in qualche modo questo libro, lo freghiamo così. È un giallo, guardo te così lo freghiamo. È un giallo musicale. È un giallo musicale, no scherzo. È un giallo musicale, Il cuore è uno zingaro, sì, ma non soltanto perché il rimando è ovviamente a Nicola Di Bari e quindi insomma a Nada e a questa canzone, ma dentro ce ne sono tante di canzoni che cioè è veramente un viaggio. Gli indizi non sono solo quelli del giallo che non possiamo svelare, ma indizi musicali ce ne sono tantissimi. È un viaggio nostalgico poi, no? Come se quei Perché ti meravigliosi sei anni seduto? 80 anche un po'. Ci sediamo. Poi, Ah sì, giusto. avevamo detto così, Funziona così, ci siamo Volevate- dimenticati. Adesso... non era così. sì, è vero. Vabbè. Che sbadato. Scusate, ma sono di buon umore, quindi in realtà sono solo di buon umore, non sono così stupido. Allora, sì, è un viaggio nostalgico. Vabbè, brevemente di cosa parla questa storia? È un giallo ambientato in Alto Adige, che è un'altra regione. A Ecco Bressanone. sì, perché sai delle... A Bressanone ho degli amici che mi porteranno domani a Bressanone, dove torno sempre volentieri, un paese al confine con l'Austria. Io lo chiamo paese, in realtà è una cittadina, ma a me, dato che il centro storico è così ben conservato, mi viene da chiamarlo paese. Perché mi sembra che ha poche macchine, la gente cammina molto, viaggia a piedi. E c'è questo maresciallo pugliese che era già stato protagonista di un altro mio romanzo che si intitola Le mogli hanno sempre ragione, che viene trasferito in Alto Adige con la moglie Felicetta, e loro hanno una canzone, loro hanno 60 anni, un po' di più di 60 anni, lui è a un passo dalla pensione, il sogno per me è irraggiungibile, è realizzabile. Sì, faccio quella lì
quella integrativa. E un giorno ho chiesto a quello della banca, perché tu all'inizio dici vabbè, poi adesso il tempo passa e gli ho chiesto ma senta, ma mi spiega come funzionerà la mia pensione? E lui mi ha detto si sieda. E mi ha spiegato, mi ha detto lei a un certo punto ritira tutto della sua età, ma tipo 78 anni, oppure, non mi ricordo, ma un'età un po' così, oppure può avere la pensione da lì in poi per il resto della vita. Ho detto, ma è quello che io volevo. E dico, di quant'è la pensione? 350 euro. Io ho detto, ma allora spero di morire prima. Cioè, perché muori poi di stenti. O forse è meglio prendere il gruzzoletto. La nostalgia. Quindi loro sono a un passo dalla pensione, hanno una loro canzone d'amore del 1983 di questo artista che ha fatto una canzone sola. A me affascinano le meteore, da Alexia, Sandy Martin, Gazzibo, People from Ibiza, anche solo Valeria Rossi, 3 parole, Alan Sorrenti ne ha fatte già 3. Comunque lui si chiama, me lo sono inventato, un personaggio, il nome d'arte è Gabriel Manero, all'anagrafe Gabriele Pesciola. Originario di Brezzanone, torna nella sua città natale dopo 40 anni, perché questi artisti sono un po' dimenticati, ma all'occorrenza vengono chiamati per le inaugurazioni, e quando sono su un palco, che o è una pedana o è un palco, è una delle prime discussioni che si fa, perché poi tutto il mondo è paese del pettegolo, e loro vedono nel suo ritorno, nel ritorno dell'autore della loro canzone d'amore, come un segno del destino che li ben dispone. Quindi il romanzo inizia con loro che si preparano al concerto di Gabriel Manero, dove lui, da maresciallo dei carabinieri, un po' in declino, trova il posto in prima fila in questo locale che si chiama La Casa del Luppolo, gestita da Barbara Kessler, è un nome che abbiamo trovato con i miei amici di Bressanone, perché qua è tutto un po' KH, però tutti i nomi leggibili, non c'è Höfer. Perché no, è vero. E ovviamente, essendo un giallo, e nei miei gialli, perché ne ho scritto già un altro e se ne scriverò altri, si muore subito, come vorrei morire io nella vita, subito. E si muore dopo una festa. Io vorrei morire, ad esempio, di venerdì sera dopo una festa a casa mia, con un sacco di gente che hanno mangiato, bevuto, fatto casino e disordine. Quando chiudi la porta, che l'ultimo ospite è uscito, tu hai quel piccolo momento di compiacimento, perché è andato tutto bene, non ti hanno rotto niente, e lì devi morire. Non che muori dopo che hai riordinato tutto, hai caricato la lavastoviglie. Sai quando ti ostini a mettere l'ultimo coperchio, che ci metteresti meno a lavarlo piuttosto che farlo entrare, ma è una sfida, deve entrare nella lavastoviglie. Tu la chiudi e aspetti quel piccolo momento di tensione che parta l'acqua, perché sai, è un attimo. E lì, pensa se muori lì, che è tutto in ordine. No, devi morire prima. E quindi perché la nostalgia? Perché lui, Gabriel Manero, mi ha permesso di raccontare questa vittima con questo grande ego, un po' in declino, coi capelli un po' tinti, che però ha appena successo, un po' come quelli che vanno ai migliori anni, no? Lui ha paura di assomigliare a Bobby Solo. Ha 3 canzoni famose, però lui ha inventato, mentre tutto il mondo che racconto intorno dell'83 è vero, perché mi piace che il lettore faccia un viaggio vero, che tutto sia credibile. Quindi c'è Fiordaliso, Gazzibo con cui lui ha litigato dall'83, il maresciallo dice ma deve avere un brutto carattere. E poi ho visto che in quell'anno molte canzoni avevano una eco spagnoleggiante. E nel 1983 aveva fatto ballare tutti, tu dici mi alzo con todo corazón, la sua super hit, che era seconda solo a Vamos a la playa dei Righeira. Ah, ma c'è! Ma vuoi che non ci sia Udine? Scusami, Con la musica dobbiamo stare in piedi. ma c'è! Non te l'aspettavi, questa! No, ma perché? No! C'è, guarda! Ci vorrebbe il momento karaoke. Vabbè, questo è facile, bisogna dire solo altre parole o... Tra l'altro sono di Torino loro. Che è una bella idea, bravo. Vedi? La facciamo anche domani. Adesso ci coppiano le Vamos a la playa. Bene, puoi abbassare. La bomba es
Ok, grazie Luca. Non ho capito se durante la musica stiamo seduti o in piedi. In piedi. In piedi, obbligatorio. Comunque sei molto disciplinato, bravo, mi visto? piace. Sei Sì. proprio friulano doc. No, non sono friulano. Di dove sei? Sono milanese, pensa a E te. perché sei qua? Me lo chiedo anch'io spesso, durante, in varie occasioni. Io volevo solo friulani. Vabbè, lei è friulana. Tu sei friulana? Io sono o sei friulana della doc. Giulia? No, Sì, sì. sono Tu sei un po' friulana. triestina che fai finta di niente. Ma lo so. Ma secondo voi io non conosco queste dinamiche? Di peggio c'è solo, e quelle peggio, Catanzaro Cosenza. Ah sì? Peggio Voi ancora? ridete? No, peggio ancora. Peggio Io ho di avuto una Udine situazione, Trieste. una delle mie situazioni di disagio della vita mi capita a Catanzaro, che poi è diventato un paese a cui sono molto affezionato. Ero a Copanè, insomma, in questa spiaggia, con molte persone come voi, ma molto più serie. Non siete seri. No, È un no, complimento. Però, ma certo, Certo. no, serie nel senso Sì, senza molto- serie, che ascoltavano io, Esatto. così. Sì, con la risatina proprio E a un certo limitata. punto fanno verso la fine un applauso timido, ma comunque Un bel applauso. di incoraggiamento. Era finita. E la giornalista mi chiede, che è una lezione di vita, se volevo aggiungere qualcosa. E vi dico a voi, se ve lo chiederanno nella vita, sappiate che voi potete benissimo rispondere no. Ma io potevo resistere, perché mi ha un po' emozionato, mi ha anche un po' gasato questo applauso finale, per cui dico, è la mia seconda volta in Calabria, ricordo bene la prima volta a Cosenza, quando dico questa parola, quel pubblico mite, un po' freddo, inizia a fare boom forte. Io che sono fondamentalmente poco coraggioso, avevo salutato prima di salire su un palco una ragazza che avevo premiato a Cosenza, che era venuta coi genitori. Io dico, ma c'è una ragazza qua di Cosenza. I genitori si alzano in piedi e dicono, tu l'hai premiata a Cosenza, ma lei è di Catanzaro. Quindi ho iniziato a dire, ma scusate, ma che città c'è? Posso dire Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Riace, potevo dire la Locride, tutto potevo dire, tranne Cosenza, figurati, a me appena mi dice che non posso dire una cosa. Quando sono tornato a Cosenza ho detto, come va a Catanzaro? E anche, ecco, forse peggio, però ho avuto meno paura, Pisa e Livorno. Aia. Ma io non pensavo che fosse ancora a sto livello. No? Vado a Pisa, vabbè, ma io comunque ragazzi non so se è masochismo o il fanciullino o il gusto della provocazione, credo che sia fondamentalmente un mix, ma anche un po', ecco, una cosa che ho fatto anche in questo romanzo, allentare le tensioni, no? Molto Perché sono veramente un po' inutili, quindi prendiamoci un po', usiamo l'ironia per capire che i problemi della vita veramente sono altri. Allora, a Bressanone come si deve fare per sopravvivere? C'è il decalogo proprio del perfetto uomo brissinese per cercare di integrarsi in quella nuova realtà. 1. Tra acqua e birra sceglie sempre la birra. Come voi. Vediamo loro. Tra birra e vino va in confusione. Vino, qui rispondono. Ma Vedi, state Friuli? calmi. Ama la neve e odia la pioggia. Se piove va a funghi, solo nei giorni pari però. Come voi anche, credo, no? Se non piove va in bici o a sciare. La bici viene comunque prima della moglie. Ne conosco qualcuno. Poi volete vi racconto questa frase. La racconto subito. Sì. Questa me l'ha detta ci sono due comunità a Bressanone, la comunità sudtirolese, ditemi se sbaglio, e la comunità di italiani altoatesini. E si chiamano tedeschi perché la lingua è tedesca, un po' Yannick Sinner è sudtirolese. Capito? Un po' io ho mangiato bene, giocare domani. Un po' così. E le due comunità non si parlano tantissimo, ma invece a me piace che si parlino. E questa è una cosa che credo che sia bello. È anche una delle ragioni per cui mi piace anche scrivere, perché nel mondo che racconto faccio anche accadere delle cose che magari sono più difficili. Infatti poi quando abbiamo fatto il nostro incontro a Bressanone sono venuti anche un po' di sudtirolesi e io mi sono anche emozionato. Un casino per le dediche con quelle H. Grisilde. Poi hanno fretta perché mangiano alle 6.
Sì, là, è così. Comunque vedi. uno di questi sudtirolesi che ha una delle case più belle di Bressanone, anche più eccentriche, perché è in pieno centro, piena di luci. A Natale sembra veramente un monumento da visitare, si chiama Friedrich e io lo volevo conoscere, tutti mi dicevano dovresti conoscerlo perché c'è, insomma, fino a che ero con un carabiniere che mi aiutava nelle indagini, perché io mi faccio aiutare dai veri carabinieri, sempre appuntamenti all'alba, perché questi si alzano presto come voi, quindi alle 7 io al bar con questi, sì, anche loro, anche voi vi alzate. Friuli lo so, non a Trieste, ma qua sì. Ma lo so perché Trieste c'ho scritto un libro, ma siamo in diretta? I love you. Diretta streaming sul canale. Vabbè, ma non abbiamo detto niente certo, di male. sul canale del comune di Udine. Basta che tagliamo quando canto. Quella no, la cosa è il brutta. momento clou. Comunque arriva questo Friedrich e lui mi dice c'è Friedrich il carabiniere e io di nuovo mi emoziono e lui dice posso sedermi con voi? Io ho detto ho trovato un informato, un insider della comunità, per cui chiedo a lui. No, io gli cerco di vendere me stesso subito stando calmo. Dico io sono uno scrittore, questo è il mio libro, mi farebbe piacere. Bravo, tutto con 2-3 parole, parlano poco, secchi e diretti. Quindi tu non devi essere intimidito, non devi esagerare, essere prolisso. E comunque gli chiedo un po' velocemente da cosa si riconosce un vero uomo di Bressanone. E lui mi dice, prima della moglie viene la bici. Ma me lo dice con un tono così assertivo Che non... alle che non corna lascia- della moglie preferisce quelle dei Krampus. Questa è la numero 7. Ah, voi conoscete i Questa è la- Krampus? Anche qua ci sono. Sì, certo. Ma state calmi. No, sono contento perché allora ci sono anche delle cose. Che bello! Perché anche qua c'è un po' di San Nicolaus, no? Sì. Certo. Non lo sapevo. Sì. In Beh, Carmine, meglio, allora sì. sto libro fa per voi, Noi compratelo. li abbiamo tutti. C'è anche Noi un po' di abbiamo San voi. Nicolò, Santa Lucia, Lo so, i Gesù regali. Bambino. Abbiamo tutto. Vado avanti col numero 8. Ah sì, manca l'8. Ha sempre Cosa dicono? Ah, perché impalli la mia Ah, visuale. Cioè, ora c'è la colonna. Oppure andiamo davanti, ma poi cadiamo su. quello che ha parlato gira sempre in bicicletta. Per quello Lo sei conoscono gasato. tutti. No, veramente, vedi, è citato proprio perché Poi abbiamo anche il cane, che è un altro dei protagonisти. No, finisci il cane volevi finire il che, decalogo. che ha un ruolo importante. Più di uno. Altro che. Parliamo del Labrador? No, finiamo il catalogo, aspetta che ritrovo il numero. Allora, numero 8 ha sempre qualcosa da ridire. Come a Polignano. E Sì, lì- tutto il mondo è pugliese. Esatto. Sì, perché questo è un altro invece sudtirolese, trovato al mercatino, quello di Natale. Sai, i mercatini dell'Alto Adige, Bressanone è più bello quello di Bressanone che quello di Bolzano, lo devo dire perché... Sei loro sempre in sono- diretta, tu lo sai. Ma è vero. È vero. Guarda che io non ho paura di dire le Lo cose. so, Luca. Perché non lo so. mento. E guarda, il Lo problema è che se tu non menti... ovvio Puoi che dire poi- sì. No, e vabbè, ma fa ridere dire, se uno si offende per questa cosa, perché tu devi sempre dire che è più bello quello di Bressanone, ti fa capire le dinamiche che sono tutte uguali. Quando trovo è molto bello, e anche quelle cose, quando vedi quelle palline di Natale presente, che dici che belle, 2 euro, ne compro un po'. No, è 20 euro. Sai che pensi di comprarne un po', poi ne compri una e talmente l'hai pagata cara che neanche la appendi, la tieni lì. Tieni lì, sì, sì. È vero. E lì trovo questo ragazzo lì e io ho detto, io glielo chiedo, dico, mi scusi, ma lei è di Bressanone? Sì. Ma è sudtirolese? Sì. E di nuovo stai calmo. Ho detto, no, perché io sono uno scrittore, parapà. Allora, se vorrei chiederle qualche domanda, va bene. Tu sei lì che è tutto dolce e loro, boom, boom, boom. E quindi chiedo cosa si riconosce uno di Bressanone e lui inizia proprio che parla sempre male degli altri, ha sempre qualcosa da ridire, compra la macchina in leasing ma non ha soldi per fare. Ho detto, ma è come a Polignano. E quindi questa cosa mi ha fatto riflettere un po' sull'Italia in generale, che è un paese, vabbè, è il paese che amo, citiamo Berlusconi. Fa ridere. Dai, ma non fa ridere adesso, oggi, così. Però è una frase bella che tutti possiamo dire, adesso non è che c'è il copyright.
Non ho detto. Vedete come poi il contesto condiziona anche le frasi. Cioè, una frase è così, dimmi se io non la posso più dire. Vabbè, andiamo avanti. Ma voi lo sapete che è laureato in lettere con la tesi in retorica e stilistica, cioè ridi, dietro c'è roba, Ma questo L'hai zittito. L'hai zittito. No, quello che volevo dire sull'Italia è che noi siamo concentrati, i media soprattutto, sulle città, no? Milano, tu, Napoli, Roma, le Olimpiadi, le capitali, Londra. Ma l'Italia, parliamo dell'Italia, è fatta di no? Monfalcone, si può dire. Sì che lo chiamano come lo così. dici bene. È perché a me piace pronunciarlo così. Perché mi piace proprio quella cadenza che hanno là. Allora, un nero. Qua non c'è il nero, lo so. Qua è tutto tutto. Meno a Cantilena. Però l'Italia è fatta di Viterbo, che ne so, Caltanissetta, dove in realtà Volterra, fammi dire un altro, Santa Margherita Ligure, Mondovì, Saronno, dai. Capalbio, vabbè. Sì. Comunque, l'Italia è fatta di tanti campanili e alla fine le dinamiche, credetemi, sono le stesse. Cambiano gli orari in cui si cena, i soldi che si danno ai matrimoni, i menù di Natale e il rapporto che si ha con l'ospitalità, no? Cioè, ci sono regioni che vogliono che tu vada a casa, per loro l'ospitalità è andare a casa, la Puglia devi andare a casa, invece la Toscana o il Piemonte no. Cioè, al Piemonte, che è la mia regione, se tu vuoi creare un problema al piemontese, gli devi offrire qualcosa. Se tu gli offri un pranzo, lo metti in difficoltà, perché non vede l'ora di sdebitarsi. L'altra volta hai fatto tu, non vede l'ora di riprogrammare perché non vuole pendenza. Il piemontese è così, forse anche il friulano è un po' così. Sì, siamo molto in questo ospitali. Sì, sì. E che non vuol dire non essere ospitali. Come quando mi criticano così, io dico, vabbè, il piemontese magari non vi dà, no? Però quando poi vi dà, e quando vi vuole bene, e magari non vi dà tanto, ma non vi chiede niente, e non è poco. In un mondo in cui tutti ti chiedono qualcosa, guarda che bello. Tu vedi qualcuno che ti vuole solo chiedere una cosa, ma nient'altro. Soldi. Genere soldi. Ti posso parlare. Se è sudtirolese, Ancora il parla un decalogo. italiano e lo devo finire. Perfetto, soprattutto quando dice le parolacce. Se è italiano, parla un tedesco all'italiana. E poi alla fine, la 10ª, così la chiudiamo, non sa se è peggio arrivare in ritardo o mangiare i canederli freddi. Punto. Brava, complimenti. Vi è piaciuto sto decalogo? Vabbè, fuori contesto. C'è una domanda? Sì, allora, nella storia ci troviamo dentro questi due personaggi che sono Clemente e sono la moglie, Felicetta, che a un certo punto attendono questo arrivo e questo ritorno di questa stella, di questa star un po' ammuffita, che finalmente sarà di nuovo su un palcoscenico, e in realtà l'altro dice no, è solo un palco piccolo, non è granché, e dopo 40 anni. E tu dici che loro sono come due adolescenti al primo concerto. Lei addirittura un'invasata, la descrivi così. Il tuo primo concerto. Oddio. No, perché temo di non ricordarlo. Forse Anna Oxa. No, è brava. Poi una che non si arrabbia, ha un bel carattere. No, secondo me è stata Anna Ox al Teatro Colosseo. Sono andato col mio compagno Luca Germanetto, che parla proprio piemontese, parla proprio così, con l'accento. È brava, che bella. Eravamo lì, mi ricordo, secondo me sì, al Teatro Colosseo, quindi in terza superiore. Oggi credo che i bambini vanno a tutti i concerti. Sono andato a vedere Annalisa, c'erano tutti i bambini. Noi da bambini non ci facevano andare ai concerti, ci portavano alle giostre, ci picchiavano. Giocavamo, vabbè, è un mondo diverso, i bambini oggi fanno più cose, non che... Quindi quello di Anna Ox, e poi mi ricordo che sono andato a rivederla d'estate e avevo avuto questo momento di delusione perché lei aveva fatto una battuta che aveva fatto anche a Torino, e quindi io ho capito, cioè quando c'erano i bis,
Lei andava via, poi fuori, quelle cose lì. Quando è tornata ha detto va bene, resto qui. Io ho detto ma è come a Torino, quindi ho avuto quel primo momento in cui mi si è svelato la finzione scenica. Pensa che memoria. Non che sia bello. E questo concerto. Poi invece ho un concerto in cui sono salito sul palco ed è stato uno dei momenti più drammatici, non drammatici, più strani della mia vita. Io ho scritto la biografia di Eros Ramazzotti e poi voleva che scrivessi ancora, usciva una ristampa, qualcosa così, e quindi mi invita alla sua anteprima del concerto d'Ancona del tour e io dico che voglio scrivere questo pezzo però osservando il concerto da un angolo del palco. Mi fanno tutti i passi, e quindi io sono lì col mio quadernino a scrivere e a prendere appunti, vedo tutta questa cosa. E la sera prima non so perché io avevo detto, perché come sempre dico stupidaggini, che una delle cose che mi fa più ridere ai concerti sono i movimenti dei coristi quando fanno sai che... Cioè è una cosa che mi affascina perché è un ruolo minore, fatto sempre con molta cura. A me piace anche vedere queste cose. Dico guarda la corista che fa questo, lo fa bene, nessuno se la fila, tranne quando l'annunciano, e fa queste cose tutte uguali. A un certo punto io sono lì che scrivo e vedo che Eros corre verso di me, su fuoco nel fuoco, e mi prende per mano e mi porta al centro della cosa, ve lo giuro. Io ora mi vedete, ma io proprio non ero a mio agio, credetemi. Quindi mi porta lì e dice signori Luca Bianchini, e queste persone fanno un applauso così forte che io me lo ricordo ancora, e mi mette subito in mezzo alle coriste mentre faccia... E io capisco che lui lo fa perché gli avevo detto così, e inizio a provare a ballare con loro. E mi ricordo che gli dicevo solo, ho detto ormai sei lì e stacci, no? E gli dicevo solo voi siete pazzi, e mentre loro cantavano io facevo voi siete pazzi, Stacco, mi arriva una mail il giorno dopo. Non c'erano ancora i social, avevo un sito, insomma c'era già internet ma un po' più complicato. E mi arriva la mail di questa fan di Eros. Io ieri ero al concerto, io so tutto di Eros, però non ti conoscevo, e quando ero con un mio amico che sa che sono fan e gli spiegavo quello è il chitarrista, Luca Scarpa. E a un certo punto quando Eros si è annunciato il mio amico ha detto ma chi è questo? E io vedendoti ballare gli ho detto deve essere uno di quei ragazzi che hanno dei problemi a inserirsi nella società. Ed Eros per farli così lo fa. Mi siedo. Io ho regalato la tua biografia di Eros Ramazzotti a mia cugina Federica, che è proprio una fan. Davvero? Sì, no, vabbè, ma guarda, sì. c'ho anche delle foto, poi mi hanno mandato delle foto, poi avevo una camicia orrenda. Vabbè, comunque pensate come ballavo. Meno male, non ci sono video, forse, vabbè, comunque, questo è un ricordo traumatico. Ho risposto sul primo concerto. Oscar. No, devo alzarmi. Volevo chiederti invece, per rimanere d'argomento, qual è la tua canzone del cuore? La tua canzone del tempo delle mele, insomma. Ecco. Quella ad esempio è una. No, ce ne sono. Allora, le canzoni hanno questa cosa. Questo è un libro pieno di canzoni ed è un po' il tema anche che passa in sottotraccia, no? La nostalgia ma usata a piccole dosi, non come una cosa che diventi malinconia. La nostalgia è un sentimento che secondo me ci aiuta a vedere la poesia della vita, ma senza esagerare. Cioè, ti fa ringiovanire in un secondo. Tu come quando scrivi trovi che è una un foto. porto sicuro, è un Ma è porto vero. sicuro, è molto bella Ma quell'immagine. è un porto della sicuro, nostalgia. però di cui non bisogna abusare. Però tu quando trovi una cosa, no, guarda, c'è questa cosa che io uso di Agatha Christie, che un po' racconta proprio all'inizio, no? Nell'epigrafe. Tanto invitiamo i Righiera a prepararsi. Il passato e la memoria, che sono alla base della nostra vita, ci vengono improvvisamente restituiti da un odore, dalla forma di una collina, da una vecchia canzone, da qualche inezia che d'un tratto ci fa dire mi ricordo con uno strano e inspiegabile senso di piacere.
Ecco, questa è la frase che ho messo all'inizio, che è bella, e racconta proprio questo qua. Quindi le mie canzoni quali sono? Una è il titolo di questo libro, del Cuore uno zingaro, che è la mia canzone da bambino del mangiadischi. Sapete che i bambini sono un po' ossessionati, se gli piace una cosa vogliono sempre quella, e la mia era quella, che vi fa anche un po' capire che proprio non ero un bambino portato all'allegria. Cioè io, no, sono molto allegro, mi piace molto, ma mi piace anche un po' intristirmi, ma provocare un po' la tristezza. E la nostalgia in questo. Poi tu hai citato il tempo delle mele, ancora adesso, ecco, sapete cos'è bello? E cos'è la cosa magica della musica, che ha quasi solo la musica, o anche le foto, che nel tempo, il tempo restituisce dignità a tutto, perché diventa ricordo. Quindi anche una canzone che all'epoca era brutta, come Vamos alla playa, no? Cioè, a noi magari piaceva, ma poteva anche non piacerci. Un altro esempio, Sarà perché ti amo. Cioè, oggi piace un po' a tutti, no? Ma all'epoca a noi faceva schifo i ricchi e poveri, quelli della mia età, come Toto Cutugno. Cioè, ora vai a Milano, gli influencer, quelli che fanno i video dei video di chi fa video, avete presente? Se li seguite, fanno un compleanno, c'è nessuno applaude o canta. Video di gente che fa video, gente che fa video, gente che fa video, alla torta dove non ci sono più candele ma petardi. A me fanno una paura, io ho sempre paura che chi soffia gli vadano a fuoco i capelli e non si spengono mai. Ma guarda che quella cosa bisogna ribellarsi. Io mi voglio ribellare a questo, ve lo dico, battaglie inutili. I petardi sulle torte e i numeri coi compleanni, coi palloncini, coi numeri. Lo so, è un mio problema, ma io quando soffro, ma le fanno tutte le celebrità, hanno sti numeri, anche i calciatori famosi, io dico, ma con tutti i soldi i palloncini coi numeri, che costano un casino. Però non vi offendete se li avete usati, ma non usateli più. È vero Luca che a te piace ricordare che tu sei nato il giorno della Madonna di Lourdes. Sì, che è qua. Una cosa che... Speriamo. Pensa che bello se scendesse la Madonna un attimo. Ecco. Vedi? Vedi? Pensa. Ma guarda che io sono veramente... Io ho un rapporto con la fede, da sempre infatti. Un po' magico. E questa è un'altra cosa bella. Allora, siamo nati, cioè la Madonna è apparsa. La Madonna, io e Jennifer Aniston. E mi sembra un bellissimo trio. Perfetto, sì. Ma tu sai molte cose di me. Sì. Anche lui ne sa un po'. Ho scoperto comunque Oscar, tu sei una bella persona, si capisce. Grazie. Sì. Non direi la stessa cosa quando ti chiamerò domani mattina verso le 6:30, 7:45. Ma no, ormai, guarda che ormai mi alzo. Ti alzi a me a quell'ora, sì. Ho scoperto una cosa. Perché mi vuoi chiamare domattina? Così, per farti le 28 domande che avevo preparato. Vai. Allora, se volete, io l'avevo avvertito, allora, Oscar, se avete tante domande, così. le fate e io rispondo brevemente. No. Sì. A me facciamola un po' più secca, che così rispondiamo a più cose. Anche perché, ok. Vai. Il redattore alla Bolaffi. Cosa fa un redattore alla Bolaffi? La Bolaffi commercializza francobolli e io all'epoca avevo fatto questo lungo colloquio col patron Alberto Bolaffi, ma era bello, era un lavoro stranissimo. Intervistavo i vecchi collezionisti, c'era uno in Sicilia che mi chiamava dottore, e mi mandava al Marsala, perché c'era sempre il collezionista è una figura particolare, ad esempio, oppure io fondamentalmente, non so, era uscito il nuovo francobollo dedicato, che ne so, a Lady Diana, e facevo la versione dentellata di Lady, ed era bello. Lui era un personaggio, c'è ancora un uomo molto difficile, ed è stato uno spunto per uno dei miei personaggi in Instant Love, il mio primo romanzo, dove ho sabotato le mie esperienze. Però è stato molto bello, molto utile, perché era quasi ottocentesco. Quando lui entrava in ufficio ti dovevi alzare in piedi e dire buongiorno signor Bolaffi, lui buongiorno dottore, buongiorno, tutto così. No, ma era veramente così. Però io gli piacevo, devo dire, e ha comprato un sacco di miei libri. Me l'ha detto il libraio di Torino, che lui andava e comprava e regalava. E poi mi manda sempre, ancora adesso sono nella sua lista, i regali di Natale, ma dei regali... Ma siamo in diretta? Sì. Dei bellissimi regali. Sempre in diretta. Tutte caramelle, tutte quelle colorate, quelle cose costose, solo tasso glicemico. Non cioccolatini, caramelle. Sai quelle lì zuccherate, che sono belle. Andiamo avanti. Vai Oscar.
Bellissimo. Il rapporto con il cinema. Allora, da 2 tuoi romanzi, 3 romanzi, sono stati tratti dei film che hanno avuto un grandissimo successo, interpreti straordinari, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, eccetera. E come l'hai vissuto da scrittore vedere sullo schermo i tuoi personaggi prendere vita e come, se l'hanno fatto, hanno modificato la tua scrittura un pochino? Vedere un personaggio interpretato da un certo attore ti ha fatto dire però caspita, forse se... Beh, sì, io amo il controllo. Fondamentalmente non ho provato... Cioè, dopo mi è arrivata la cosa emotiva. Io non sognavo che diventassero film. I miei libri sognavo che le persone lo leggessero, perché io sono uno che ama avere il controllo della situazione, per cui in un libro io ce l'ho totalmente, e la cosa bella di un libro rispetto ad esempio a un film, che tu in un libro hai un budget illimitato, cioè perché puoi prendere questo, puoi fare una scena qui, puoi mettere una villa con una mega piscina, ma puoi anche fare un viaggio all'isola di Skye in Scozia, cioè puoi fare tutto, puoi mettere un giardiniere figo se lo vuoi, che ti offre un caffè, no? Però se non vuoi no, non te lo metto, se non ti piace te lo cambio, lo vuoi biondo, te lo faccio biondo. Nel cinema devi scendere a compromessi, è una riduzione cinematografica. Io ho avuto la fortuna che 2 film li ho scritti con un mio caro amico che è Marco Ponte, che è anche un regista, è la persona grazie alla quale io ho iniziato a scrivere, e io l'ho imposto. Dato che Io che amo solo te ha avuto grande successo, ho avuto il potere di poter anche decidere quale casa di produzione scegliere, e ho scelto una, ho sacrificato anche dei denari, glielo rifaccio ogni volta, perché quelli che mi davano di più non mi assicuravano che prendevano anche lui. E io ho detto, è una cosa nuova, io ho scritto grazie a lui. E lui era in un momento di difficoltà. Ho detto, io lo voglio fare con lui, perché così se va bene ci andiamo a ubriacare. E se va male ci andiamo a ubriacare lo stesso. Ed è andata bene. Quindi il cinema ti insegna a scendere a compromessi, ma entrambi i film hanno avuto il sapore, anche perché lui mi ha molto coinvolto. Io ero anche un po' pesante, io per fortuna andavo poco sul set perché io sono una persona faticosa, ma non in senso buono, nel senso che so cosa mi piace. Ho anche fatto vi dico solo che la scena più divertente, la scena madre, che è la scena del ballo di Ninella e Domimì, se avete visto il film, è un classicone. Mentre cantano Io che amo solo te, c'era Alessandra Moroso che faceva la cantante da matrimonio, che io conoscevo perché aveva letto i miei libri, ci eravamo conosciuti, e io arrivo sul set, un po' l'autore del romanzo, presentato a tutti, Michele Placido, io con la ruota di pavone aperta, ero lì che me la tiravo, e c'era Alessandra Moroso che conoscevo, che mi caga, quindi io mi sentivo proprio, me la tiravo, si può dire. E lei deve cantare, c'è la scena, io avevo confidenza con Marco Ponte, quindi mi metto dietro la macchina da presa mentre lei canta, e mentre lei canta le faccio vai, come Alcaraz ogni 2 minuti. E lei dopo 3 secondi si commuove vedendomi e piange. Fermano la scena, mi allontanano dal set perché si rovina il trucco, perché lei non deve piangere lei, deve piangere lo spettatore, lei fa la cantante di matrimonio. Allontanato. Dopo la mia giornata felice, Michele Placido chiede: dov'è l'autore del romanzo? E io, è il mio di nuovo, sono qua. Quindi arrivo lì e Michele Placido dice: ma nel libro Don Mimì, dopo che ha ballato, cosa fa esattamente? Io quell'anno lì era uscito un altro romanzo che si chiama Dimmi che credi al destino, ambientato a Londra, e lo stavo presentando. Quindi io dico: ma cos'è? E ripeto la domanda, come un mio compagno del liceo, no? Dico: che cosa fa Don Mimì nel romanzo dopo che ha ballato? Marco Ponte, che mi conosce da una vita, e lì si avvicina e dice: torna rapidamente a posto. E io dico: appunto. Quindi ricordatevi, se scriverete un libro e gireranno un film, se andate sul set, siate umili, perché un attimo, che brutto momento. No, ma poi contrastava il mio entusiasmo, sono qui, con l'impreparazione totale alla risposta. Vabbè. Altre domande veloci? Sì. E risposte veloci che non farò. Risposte veloci.
Allora, una cosa adesso seria, bella, della tua scrittura, che credo sia importante per chi ama anche venire in ascolto di storie, per chi opera nel mondo culturale. Tu riesci a mescolare con equilibrio e piacevolezza l'alto e il basso, perché qua e là poi ci sono anche quelle chicche, tipo ad esempio questo maresciallo Clemente, lo ritroviamo a guardare il corpo del appunto morto, però con lo sguardo di chi sta guardando un Caravaggio e quindi guarda il dolore, i dettagli del dolore. E poi anche all'incipit del libro troviamo sempre questa immagine che ha a che fare col mondo dell'arte, quindi quel pezzo di luna che sembra un sopra... Vai. Vedi che è segnato? Perché è una delle mie fissazioni la luna, poi vi dico perché, vi leggo come inizia. La luna era apparsa all'improvviso tra le montagne e il fiume come un sopracciglio dipinto da Raffaello. Anche il resto del paesaggio sembrava uscito da uno dei suoi affreschi. Gli alberi, le nuvole, le stradine, i tetti delle case. Solo le persone che si muovevano dietro le finestre rendevano reale la scena. In quella sera di fine settembre ogni elemento era in armonia con il resto, ma il maresciallo Clemente era rapito dal piccolo spicchio di luce. Lo scrutava con gli occhi romantici che tirava fuori per le grandi occasioni, perché non amava mostrare i sentimenti, a meno che non fosse veramente arrabbiato. Allora gli venivano le gote rosse come Heidi, che a sua moglie Felicetta facevano ridere. Lei sapeva cosa gli passava per la testa soltanto guardando come indossava la canottiera. Non avendo figli, lui era un po' anche il suo bambino. Non volle mettergli fretta per uscire perché sapeva che avrebbe finito di prepararsi prima di lei, indecisa anche sul profumo. Un appuntamento così particolare meritava una fragranza speciale, ma quello che aveva amato per anni Anaïs, da quando si era trasferita in Alto Adige, non riusciva a trovarlo facilmente, quindi lo usava con una certa parsimonia. In realtà viveva gli odori come un'estensione dei ricordi. I suoi preferiti erano quello del tiglio, perché le annunciava l'arrivo dell'estate, e del forno della cucina di sua madre quando bruciava il ciambellone. Io sono arrivato oggi a Udine e sono stato inondato da un profumo. Avete dei tigli meravigliosi vicino alla stazione. Ecco, quello per me, i profumi, e in particolare i profumi di quell'albero, è proprio, ognuno di noi ha un odore che, quello per me è proprio la giovinezza. Perché io andavo in vacanza in questo paese, in Toscana, che era il paese di mio padre, e ci sono i tigli, ci andavo quando finivano le scuole, e quindi per me ogni volta che lo sento mi emoziono. La luna invece è una mia fissazione. La luna è... La luna è una mia fissazione perché è una grande metafora in realtà per me, per insegnarci ad apprezzare la poesia della vita quando c'è, vivendola, perché la luna mentre noi il sole lo conosciamo, lo gestiamo, sappiamo dov'è, lo cerchiamo, sappiamo dove tramonta, dove vedere il tramonto, quando tramonta, gli orari, no? Cioè lo conosciamo, il mare, lo sai, il sole, lo sai. La luna no, cioè tu la luna, cioè sei lì, sono le 7 di sera, poi te la dimentichi, stai guidando in campagna, di colpo enorme, rossa, no? Raramente, ma quando la vedi, infatti devi dire calma, ok? Cosa fai però? A un certo, oppure quella che racconto qui, il sopracciglio di Raffaello, che è quella lì dell'emotico, no? Come rovinare l'immagine. Però sei la luna così, proprio bellissima, mi piace tantissimo, proprio la piccolissima. Cosa fai però quando vedi la luna, se sei uno come me, la fotografi, e ti viene una merda. Vero. Tu sei lì, la contrasti giusto al mare, a meno che tu abbia un teleobiettivo. Però è veramente una lezione. La luna tu la devi guardare e devi imparare a dire che bella, stai con me. Hai detto luna? Sì, e c'è Gianni Togni. C'è Gianni Togni? Ah no, è Fiordaliso. Perché qui dentro c'è lei, ma tu hai messo ma Fiordaliso. guarda che va bene, pensavo Gianni Togni dal vivo. Ma tu qui... Vorrei 2 ali di Alianza. La prossima volta quando torni... Ma che brava che sei. Complimenti a Vorrei Martina. 2 ali d'aliante Adesso le cantiamo. per volare sempre più distante. Momento. E una barca sul fiume Io lo so che per le sai. pulirmi in pace le mie piume. Un grande letto, sai, di quelli che non si usano più.
ma tu sei una cantante. Un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù un po'. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare. Uno può vivere così. Stare in disparte a sognare, Utile, non stare a pensare e a tentare. Non voglio mica la luna. Grazie. Chiedo soltanto un momento. Ti stiamo conquistando. No, ma io... E ne abbiamo mi avete altre- già Grazie. conquistato. Ne abbiamo altre 27, eh? No, ma direi che con questa potremmo chiudere. No, ancora No, ce l'ultima. ne manca una, sì. Sì. Allora ci vuole. mettiamola subito. La mettiamo subito. Ma ragazzi, sono le 9:05. Se vogliamo fare le dediche, salutarci, fare le foto, questi tra un po' vanno a lavorare. Ma è vero, io vi conosco. No, perché almeno ci salutiamo con calma. Ma non è per me possiamo stare anche... Però poi, dato che conosco My Chicken, quindi Allora, facciamo così. secondo me non serve un'altra canzone. Pensa se viene peggio di questa. No, No, guarda. impossibile. Ah, mettiamo il cuore uno zingaro. Allora. Ci vuole anche... Allora, diciamo solo una cosa, che Vai. Il cuore è uno zingaro è cantata da due... Le signore lo sanno molto bene, no? Quindi Nicola Di Bari o Nada. Sveliamo solo questo perché non abbiamo detto niente praticamente del libro. Che al marito piace Nicola Di Bari. mentre a Felicetta Nada. Ecco, io volevo fare un veloce sondaggio. Ma sì, perché se il sei tempo c'è. d'accordo. Ma certo. Perché direi di Però sì. con le urne chiuse. Assolutamente. Certo, sì. Poi ci sarà lo spoglio, la Dopo le contestazione. Meglio Nicola Di Dopo le Bari o 23. Nada? Allora, alla prima Ecco. pensate un attimo. Allora, prima facciamo chi Nicola Di Bari, alzi la mano. Chi Nicola Di Bari? Giù. Chi Nada? Nada. Nada, direi che vince Nada. E chi? Nada. Nada. Noi le abbiamo tutte e due. Ho né? capito, Adesso ma abbiamo scelto Nada. abbiamo scelto Nada. Lei voleva Nicola Di Bari. Io volevo Nicola Di Bari perché mi è Ma lo molto- so, E ma allora tu, non dovevi fare il scusa? sondaggio. E tu? Io Nada. Tu Nada, vedi? Ma io Nada perché era la mia canzone di bambino ed era nella versione di Nada. Io ho saputo che c'era Nicola Di Bari da poco. Vai. Vedi? Anche la Madonna ci dice. Va bene. Facciamo una foto. Mi fate una foto da là? Aspetta, vengo là col mio telefono. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, gli dissi non è niente, ma mentivo, piangevo. Vieni a cantare. Per me si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami Luca, giù. vieni a cantare. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro ma catene non ha, il cuore è uno zingaro e va finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. Allora, grazie a tutti. Nicola Di Bari perché era giusto. No, ma la lasciamo solo in sottofondo. Sono fatta così. La lasciamo Allora, solo in grazie a sottofondo. Martina, del piccolo, a Grazie, Oscar. Luca. Oscar, giusto? Oscar, sì. Al Messaggero, Messaggero. Veneto. Sinergici. E grazie a tutti voi Fate una davvero. foto. È stata una bellissima serata. Ah, scusa, chi è che ho dato il mio telefono? Aspetta che arriva. Non mi tenere, lasciami giù. Facciamo il Mi selfie. disse non guardarmi negli occhi Non è il suo. e mi lasciò cantando così.
che colpa ne ho Cantano. se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. Grazie a Luca Bianchini, alla Notte dei Lettori. Grazie Abbiamo a voi, viva Udine. Maria Grazie. e Laura pronte con il libro e voi per l'autografo. Grazie È vero, Luca. e complimenti alle libraie di 2 librerie diverse che si sono unite, e quando Certo. potete comprate i libri in libreria, e grazie anche alla biblioteca, che sono dei posti sempre bellissimi da frequentare, che fanno circolare le idee e fanno conoscere e incontrare le persone. Grazie, grazie Luca. a tutti. Chi ha fretta, che deve correre ad accudire qualcuno, lo dica, facciamo la fila prioritaria. Ho anche delle calamite per voi. Grazie a Martina, davvero è stato bellissimo. Grazie Luca.